Siamo con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, giornata tradizionale di festa per il vostro corpo Santa Barbara, ma anche l'occasione per fare il quadro della situazione dopo un anno di intensi lavori, oltre 7.800 interventi, insomma dati soddisfacenti. Soddisfacenti vuol dire che abbiamo sì lavorato, ma vuol dire che il cittadino ha necessità di un servizio sempre più efficiente, sempre più efficace e che quindi noi abbiamo una sfida da vincere, quella di portare e migliorare il servizio, anche se le risorse in un momento di sostenibilità finanziaria vanno sicuramente efficientate. Ecco, a proposito di risorse, ha lanciato diversi segnali, per esempio questo di un centro unico per la sicurezza in regione e la partenza del numero unico è il primo passo. Sicuramente il primo passo, però io ho sempre obiettivi sempre più ambiziosi e ritengo che un global service della sicurezza unico potrebbe dare maggiore efficientamento e soprattutto un guadagno della spesa da impegnare poi nel miglioramento dell'attività istituzionale. Per quanto riguarda le collaborazioni, uno sguardo anche oltre confine. Sì, anche oltre il confine, in realtà abbiamo già una serie di collaborazioni in corso sia all'interno del confine, ad esempio con la motorizzazione civile, quindi con la provincia, col comune di Lignano, ma anche con i nostri vicini oltre frontiera. Per quanto riguarda invece il breve termine, ci sono due importanti sedi prossime all'inaugurazione e alla ristrutturazione, Tolmezzo e la Tisana. Senz'altro, Tolmezzo è una sede importantissima, è il fulcro nevralgico del soccorso in Carnia e la Tisana altrettanto perché nel periodo estivo è particolarmente impegnata.